Alleluia. Alleluia. Grazie a Dio. Grazie Pastore, grazie per tutti voi per l'invito stasera per la nostra chiesa siracchese e grazie per tutto. Adesso noi cantiamo due canzoni per Gesù per fare tradizione, io non posso adesso, però cantiamo per Gesù. Alleluia. Alleluia. Adesso cantiamo diverse canzoni, quelle che vedeva adesso voi, però noi diverso perché noi un'altra nazionalità. Vedrai che un giorno noi cantiamo una canzone Casa di Padre. Alleluia! Amen.
Nostri fratelli, è bello vedere tutti qua uniti a lodare il nome del nostro Signore Gesù, tutti i popoli, tutte le lingue. Amen. Io lascerò un avviso, dopo sentiremo un attimino la parola di Dio che è importante. È buono, molto buono lodare il nome del nostro Signore, ma è meglio ancora sentire la sua parola. Io solo lascio un invito a tutti quelli che, a Filippo, a Michele, a tutti coloro che sono qua. Il giorno 10-11 novembre sarà conosco il predicatore Fabio e un altro missionario di Torino, Jonah. Io lascio un invito a tutte le chiese che sono qua presenti, che vogliono partecipare, venire conosco. Il 10-11 novembre sarà il nostro congresso di giovani. E niente, grazie, che Dio benedica a tutti. Adesso, in questo momento, passo la parola all'evangelista Vomir. Chiedo che cortesemente mettesse tutti in piedi, facendo un attimino una preghiera, che lui porterà la parola. La grandissima parola del nostro Signore Gesù, un unico e grande Salvatore, perché solo esiste uno. Amen. Cortesemente alzate le mani qua, in questa direzione, preghiamo insieme a me. Amen. Amato Padre, soterremo Dio. Ti chiedo, Signore, che venga, Padre, toccare nel cuore del tuo figlio e Cristo, evangelista Vomir. Lo so, Signore, che la parola tu già data, Signore, al suo cuore. E che questa parola, Signore, che lui venga a ministrare al tuo popolo che è qui, ai tuoi figli che sono qui, ai miei fratelli, Signore, possa, Signore, arrivare al suo cuore, Dio. Ti ringrazio, Dio, per l'opportunità un'altra volta che ci dai, Signore, di sentire i tuoi brani, Signore, e la tua parola, Gesù. Amen. Saluto a tutti con la pace del Signore. Amen. Gloria a Dio. Chi ha portato la sua Bibbia può aprire il libro dei Salmi 146. Potete sedervi. Gloria a Dio. Accrescentando quello che ha detto Samuele qui, la vera adorazione è arrivata. La vera adorazione per quello che conosce il Signore, che c'è il cuore versato sulle sue vie, adorano in spirito e in verità. Lo Spirito Santo parlava nel mio cuore e diceva così: di oggi in poi ci sono adoratori che cominceranno a scrivere ispirati dal suo Spirito, ispirati nello Spirito di Dio, perché quello che tu scrivi e butta nel cestino dell'immondizia molte volte sono parole ispirate dello Spirito Santo. Ma tu guarda così, anche ho scritto, non hai scritto bene, allora butta via. E lui dice così: entrate per la porta che è Gesù Cristo, attraversate la porta e troverete le parole giuste, le parole ispirate dello Spirito Santo per l'adorazione di Dio.
molte vite saranno cambiate con la tua adorazione. Persone che vengono nella chiesa soltanto per lodare, e c'è una differenza di lodare il Signore e adorare il Signore. Ci sono persone che vengono ad adorare e entrano nell'acqua soltanto fino ai piedi, ma questa sera lo Spirito invita di tu adorare il Signore, entrare nelle acque del Signore, tuffare nelle acque del Signore. Vediamo questa sera come è l'adorazione nel mondo spirituale dei cherubini, dei serafini, degli angeli, come sono. Salmo 146 dice così, tutti hanno trovato? Amen. Qualcuno può dire gloria a Dio? Quasi. Qualcuno può dire gloria a Dio con tutta la tua forza. È così che si apre il cielo. Il salmista dice così, questo salmo è un salmo di adorazione. Io loderò l'Eterno finché ho vita, canterò le lodi del mio Dio per tutta la mia esistenza. Non confidate nei principi né in alcun figlio dell'uomo che non può salvare. Quando il suo spirito se ne va, ele ritorna alla terra, e in quello stesso giorno i suoi progetti periscono. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la speranza è nell'Eterno, il suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare, tutto ciò che è di esso, che serva la fedeltà eterna, che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri, l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza quelli che sono abbattuti, l'Eterno ama i giusti, l'Eterno protegge i forastieri. Glória a Jesus. Socorre l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio, ó Sion, per tutta la generazione. Alleluia. Gloria a Dio. Apre la Bibbia adesso e lascia aperta Isaia capitolo 6, verso 2. Quando i salmi sono stati scritti in un momento di gloria, in un momento di angoscia, in un momento di provazione, e la invocazione dello Spirito di Dio per i salmi, per il salmista, era per riempire il suo cuore, riempire la rivelazione divina, invocare, ringraziare a Dio per quello che Lui è capace. Il proposito dei salmi è esaltare la grandezza di Dio. Il salmista sente il cuore che si apre, l'anima trabocca di parole di gratitudine all'Eterno, e i suoi labbra proclamano l'esplendore da gloria di Dio. I veri adoratori fanno scendere la gloria di Dio, fanno riempire la casa di Dio. I veri adoratori adorano con l'anima, e questo fa la manifestazione del Signore nella casa. Se tu lode cominci a arrivare al trono di Dio, è perché Dio comincia a guardare te e comincia a versare su di te il vero, la gloria, la potenza. Una volta un giovane ha fatto una domanda a un pastore, ha detto così: io sono da solo, sono libero, io posso andare in discoteca, ma che cosa dice la parola? Il consiglio del pastore che ha detto così: ascolta, tu conosci la parola? Allora vai a 1 Corinzi capitolo 12, 6 verso 12, dice così: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile.
ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare a cosa alcuna. E prossegue Isaia 48, 17, disse così l'Eterno: io sono l'Eterno tuo Dio, che ti insegna per tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. La tua adorazione deve chiamare l'attenzione di Dio. La tua adorazione deve fare scendere la gloria di Dio dove tu sei, perché gli adoratori, il gruppo musicale che sono nella chiesa sono leviti per adorare il Signore, per fare scendere la gloria del Signore nel Tempio del Signore, per fare convincere le persone che ancora non conoscono Dio, che non conoscono ancora la gloria. E per questo i veri adoratori devono cominciare a scrivere, ispirati dallo Spirito Santo, avere la propria esperienza con lo Spirito di Dio, perché esiste, è molto facile. Io prendo una scritta già di un cantante e porto a questo momento. Il momento che lui ha avuto l'esperienza con lo Spirito Santo, ha scritto, ha ispirato di quella canzone, e le persone cominciano a lodare il Signore, adorare il Signore attraverso di quello che lui ha scritto. Ma tu, è arrivato il tempo che tu devi scrivere. Gesù ha detto: arriverà il giorno che i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Cerchi questo spirito, invochi questo spirito che il salmista ha scritto i salmi per la invocazione dello Spirito di Dio. Molte cose saranno cambiate, molte cose saranno portate di qua, portate di là, per fare vivere un'esperienza nuova. E lodare non è soltanto venire alla chiesa, aprire la tua bocca e il tuo cuore sta lontano da Dio. Vediamo come è la vera adorazione in Isaia capitolo 6, il verso 2. Chi apre la sua Bibbia dice così: sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali, con 2 coprivano la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volavano. Gloria a Dio. Sai che questa è la vera adorazione. Questa è l'adorazione che i serafini fanno al Signore. Quando i serafini coprono la faccia, il suo viso con 2 ali, significa reverenza al Signor Dio. Com'è la tua reverenza al Signor Dio? Al Dio di Israele, al tuo Dio, al tuo Salvatore. Con 2 ali coprivano i piedi. Questo è meraviglioso, significa stile di vita. Le persone guardano i veri adoratori per lo stile di vita. Guarda i figli di Dio per lo stile di vita. Deve lasciare lo Spirito di Dio guidare i tuoi passi. Perché mentre che quando i cherubini vedevano le 2 ali sul viso, dicevano così: Signore, io non riesco a vedere tanta la gloria, ma tu guida perché io posso sentire. Tu guida i miei passi perché io posso andare, inciampare in qualche sasso. No, ma lui ce l'ha gli occhi su di te per guidare. Mosè, quando Dio ha chiamato Mosè, lui aveva i sandali e lui ha detto così: togli i sandali, perché nella presenza del Signore tu devi rimanere come tu hai venuto al mondo, con il tuo cuore pulito, con la tua anima, con il desiderio di cercare la sua faccia e dire: so tu sei re,
Jesus. Glória ao Senhor Jesus. E due ali servivano il Signore. Con due ali volavano nella presenza del Signore. Sai che cosa lo Spirito Santo sta dicendo per ognuno di noi? Dobbiamo volare nella presenza del Signore. Dobbiamo cercare con tutta la nostra forza di salire, come dice Isaia 40:31, come ali di acqua, di volare verso l'Eterno. Non fermare soltanto qui, non fermare solo in quello che altri hanno scritto, non fermare, abbia tu l'esperienza, abbia tu l'ispirazione dello Spirito Santo per fare scendere la gloria del Signore su di te e nel posto che tu sei. Io invito la Chiesa a alzarvi e applaudire il Signore. Alleluia. Siete ancora? Avevo ancora Shine da suonare. E Shine l'ultima volta che l'ho visto suonare è rimasta nella mia testa. Shine, Shine, Shine. Tutta la settimana. Vedrete poi cosa succederà anche a voi. Avevo ancora dei film, Angela Forker. Cercate la presenza del Signore, che il Signore è qua. Lui è venuto qua per ascoltare la sua voce. Lui non viene, se questo tempo fosse vuoto, lui non si resta qua, ma perché se tu sei qua, lui è venuto qua anche per te. Amen? Il mistero che viene che nessuno darà il Signore. Gloria a Dio, buonasera a tutti. Per noi è motivo di grande gioia essere qui per lodare al nostro Signore con voi. Il Spirito Santo di Dio questa sera sia lodato e adorato, perché noi non siamo belli, non siamo migliori, e qua Dio non sta cercando ottimi musicisti, ma sta cercando quelli che adorano in spirito e in verità. Hanno già detto così i fratelli, ma anche così dice la parola del Signore in Giovanni capitolo 4, il versetto 23 e il versetto 24. Dice: viene l'ora, è già arrivata, e chi vede adoratore adorerà il Signore in spirito e in verità, perché Dio è spirito e cerca quelli che adorano in spirito e in verità. Magari tu sei disintonato, io sono disintonato, magari non sei capace a suonare nessun strumento di questo, ma non vuol dire che tu non possa essere un adoratore. Tu puoi adorare il Signore anche sotto la doccia, puoi adorare il Signore anche in casa tua quando stai facendo un mestiere davanti agli altri, perché il Signore cerca quelli che adorano in spirito e in verità. E questa è la chiesa del Signore, questa è la chiesa del Signore. E sono molto contento perché ho trovato fratelli che lo conosco da tanto tempo, e il nostro gruppo è molto felice di essere qui e partecipare con voi, perché così sarà anche nel cielo, dove il Signore farà con che ognuno di noi potremo adorare il nostro Dio. Sono molto felice, ho saltato tantissimo prima, mi è uscito sangue del naso, ho picchiato l'unghia, mi è uscito sangue dell'unghia, ho fame perché la mia casa è molto lontana da qua e ho voglia di stare con mia moglie, ma io ho scelto di stare qua. Così come te hai scelto di stare qua. Voi potevate essere altrove, qualsiasi parte del mondo, ma avete scelto di stare nella presenza del Signore. Amen? Vogliamo adorare il nostro Dio, il Signore che è Dio di lode, Dio di gloria. Gloria a Dio! Ed è soltanto una cosa, il nostro chitarrista Digno, che per me è uno dei chitarristi più bravi di tutta l'Italia, non può stare qua con noi. Il nostro bassista che oggi è venuto qua, è stato con noi, è dovuto andare via. Questo non è una scusa, perché possiamo adorare il Signore anche solo con la chitarra. Ma io voglio che voi non guardate la nostra bravura, ma chiudete i vostri occhi magari e adorate il Signore. Amen? Ora che
que você estava cantando. Se for preciso, a gente vai fazer igual na África. Na África eles adoram só com as palmas, irmãos. Na África não precisa de instrumentos musicais, não. Se for preciso, a gente começa a bater palma aqui, Deus, esse fogo de Deus, e nós vamos adorar. Vamos tentar trocar o violão, então se chama o violão do cabo, creio que seja do cabo, porque o violão é novo, me regalou minha esposa essa semana. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, nós queremos Te louvar neste momento, porque Tu és tão grande, Deus. Tanta gente passando fome neste momento, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Senhor, não vai ser um probleminha desse não que vai tirar minha fé, minha vontade de Te adorar, Senhor. Oh, Deus, o Teu nome é tão grande, Senhor, pode fazer tantas coisas, Senhor. Senhor, eu sei que está tarde, eu sei que muitas vezes nós estamos cansados, mas nós queremos ao menos declarar nossa dor por Ti, Pai. Nós somos tão pequenininhos, Senhor, tão cheios de falhas, Senhor. Não sabemos nem Te adorar como convém, Senhor. Mas recebe a adoração da Tua igreja esta noite. Recebe a nossa adoração, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. O Teu sangue que Tu verteu naquela cruz por nós, Senhor. Nós Te pedimos agora, nos permite, Senhor, de Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus.
giorno ogni ginocchio si piegherà per lodare te e ogni lingua confesserà il tuo nome, Padre, perché tu sei Dio di lode, di gloria, di onore, Signore, l'unico Dio potente, che ti può togliere del fango e portare la vita nuova, vita piena dello Spirito. Oh Signore, obrigado. O Senhor está procurando por um espírito de quebrantamento. Hoje em dia nas igrejas é muito fácil bater palma, é muito fácil tocar violão, mas é muito difícil ver pessoas chorarem pelo Pai. O Senhor está procurando por quebrantamento, corações contritos e quebrantados, que adorem o Espírito e verdade. O Senhor não está procurando por mais um cantante, não, mais um cara que sabe cantar ou tocar famoso, bonito. Deus quer alguém que chore nos seus pés, alguém que se prostre e diga: Pai, eis aqui, eu não sou nada sem ti, Senhor. Senhor, eu não sou nada sem ti. Amém? Aqui da igreja do Senhor, para adorar o nome do nosso Pai.
stato nella croce, noi possiamo essere salvi. È stato quel sangue che ha versato Gesù che ci permette di adorare il Signore così. E se noi continueremo ad adorare il Signore così, tutta la terra sentirà questo amore,